Ed eccoci rientrati, seconda parte di Cronache Trevigiane dedicata al 7° congresso di Confartigianato Oderzo Motta. Con noi il presidente della Camera di Commercio di Treviso, nonché di Union Camere del Veneto, Federico Tessari, un ospite particolare a questa giornata che ha portato tra l'altro delle testimonianze interessanti per l'Assemblea. Sì, dicevo prima che negli aspetti di federalismo le Camere di Commercio sono il vero federalismo del territorio. Adesso dal 1° di aprile si partirà con il modello unico sportello, per cui tutte quante le pratiche verranno messe in comune denominatore attraverso la Camera di Commercio, INPS, Registro Imprese e INAIL, e tutto questo porterà una efficienza interna, un'efficacia esterna, ma soprattutto un costo inferiore ai 300 milioni di euro. Ecco Presidente, nella sua esperienza che augurio possiamo fare a chi prenderà le redini di questo mandamento nei prossimi giorni, quindi al nuovo Consiglio direttivo e al nuovo Presidente di Confartigianato Oderzo Motta? Gli auguri che trovino una maggiore capacità di presa del mondo dell'economia locale, ma soprattutto che trovino una condivisione culturale aumentando il numero degli iscritti con maggiori servizi e soprattutto una maggiore capacità di relazione sindacale. Grazie Presidente per essere stato con noi. Cronache Trevigiane continua, ci vediamo insieme al prossimo servizio e poi ritornate sempre qui dal 7° congresso di Confartigianato Oderzo Motta. Troppi pesticidi usati male, attrazzina nei vigneti. L'agricoltura sarà oggetto di controlli severi. Questi alcuni titoli comparsi nella stampa locale nei mesi scorsi. Titoli che hanno allarmato i consumatori e indignato agricoltori e associazioni di categoria. Da qui lo spunto per fare una riflessione seria che ha portato il Consorzio di Difesa Trevigiano ad organizzare un convegno sulla difesa del vigneto e l'impatto ambientale, tenutosi nella giornata d'apertura della 1349esima edizione delle Fiere di Santa Lucia. Il presidente del consorzio, Valerio Nadal, ci spiega il perché di questo incontro. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di presentare a questo convegno questa innovazione nei trattamenti di agrofarmaci, nella distribuzione di questi agrofarmaci, che ci permette di risparmiare un 40-50% di prodotto. 40-50% di prodotto non è solamente un risparmio di prodotto che eventualmente sarebbe andato nel territorio, nell'ambiente, ma ci permette anche proprio in questo momento di difficoltà di risparmiare. Oggi risparmio significa guadagno. Una riflessione che nasce anche dagli scenari che le nuove normative europee stanno aprendo, come ci spiega il tecnico Fiorello Terzariol. Ci sono già delle direttive comunitarie del 24 novembre che parlano sull'uso sostenibile dell'impiego degli agrofarmaci e da delle direttive ben precise, nelle quali c'è una revisione, una terribile revisione delle varie sostanze attive e quindi bisogna adeguarsi a quelle che appunto sono queste indicazioni. Il pensiero di fare questo convegno è appunto quello di permettere di presentare nuove tecnologie come le macchine distributrici, le quali danno una garanzia di una diminuzione di intervento con i prodotti fitosanitari attorno al 40 e anche al 50%. Quindi ci adeguiamo e cerchiamo di dare questa possibilità di aggiornamento ai nostri utenti agricoli, i quali dovranno appunto utilizzare queste sostanze. Un'attività, quella del Consorzio di Difesa, che non si limita alla difesa passiva e alla conta dei danni in caso di calamità, ma che sta mettendo in essere diverse iniziative a tutela del reddito delle imprese agricole, anche attraverso l'informazione e la formazione. Ai nostri microfoni il direttore Flavio Bortolato. Noi crediamo che il Consorzio deve impegnarsi su quello che non fanno più le altre aziende. Una volta la formazione era una parola che veniva usata, oggi non viene neanche più usata, noi invece oltre che usarla vogliamo impegnarci giornalmente perché abbiamo questo compito. Il Consorzio è una cooperativa che non ha scopo di lucro, quindi non abbiamo una motivazione economica, non dobbiamo fare bilancio alla fine dell'anno vendendo qualcosa. Il nostro compito è proprio quello di vendere messaggi comunicativi e informativi che sono direttamente alle imprese agricole. Una missione vera e propria, quella del Consorzio, che da 20 anni affianca gli agricoltori nella crescita e tutela delle loro imprese. L'agricoltura non può essere cambiata da oggi a domani, ci vuole sempre un'evoluzione nei tempi. L'agricoltura va cresciuto, va informato e insieme c'è il passaggio nel prossimo futuro.
Ed eccoci siamo alle battute finali di questo 7° congresso di Confartigianato d'Erzo Motta, con noi l'assessore regionale Vendemiano Sartor. Oggi sono stati fatti più volte appelli alla politica. Lei proprio della politica fa parte, quella politica che deve dare risposte. Lei tra l'altro è coinvolto doppiamente, quindi che cosa è emerso in questo 7° congresso, che è stato davvero particolare, tanto più se si pensa al momento di crisi che stiamo vivendo? Beh, un congresso che ha dimostrato non solo la forza dell'associazione ma la forza della categoria. Oggi non sono stati fatti pianti, sono state fatte analisi e proposte, quindi un discorso giustamente da parte del Presidente uscente e dei vicepresidenti di relazione di quello che è stato fatto nel loro mandato, ma soprattutto una visione di prospettiva per il futuro, che credo che questo sia il messaggio più positivo che possa essere dato in questo momento. La crisi si risolve con iniezioni economiche, ma si risolve anche dando visione di prospettiva non solo alle imprese ma anche alle persone, e credo che su questo chiaramente è un messaggio che non si vede sordi. Tenete conto che tra l'altro è il mio mandamento questo, e quindi da qui non scappo, e quindi credo che la Regione nell'ultimo anno, soprattutto dalla fine del 2008 fino al bilancio del 2010, ha messo e metterà a disposizione una serie di risorse che permetteranno di garantire il superamento della crisi, quindi risorse nel credito, soprattutto attraverso i confidi, risorse anche negli ammortizzatori sociali, ma soprattutto anche alcuni interventi utilizzando anche la programmazione comunitaria per far sì che il sistema si ricomponga in maniera molto più forte, quindi innovazione e ricerca, aggregazioni tra imprese e sistema di collaborazione del sistema per la competizione, aiuto nelle esportazioni e anche un lavoro che facciamo con il Governo nazionale e la Commissione europea per la difesa anche dei nostri prodotti. Quindi un ragionamento che va in emergenza, ma va soprattutto anche a dare prospettiva e a migliorare il sistema per la competizione futura. Noi la ringraziamo, la salutiamo, ci vediamo all'ultimo servizio di Cronache Trevigiane e poi trarremo le conclusioni di questa giornata con il presidente Mario Pozzi. All'interno della splendida Villa Contarini di Piazzola sul Brenta si è tenuta la conferenza regionale del turismo, un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori del settore. Nonostante la crisi economica, il turismo veneto rimane in salute, anche se non mancano i problemi. Sentiamo le riflessioni del vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato. Il Veneto tiene, è a pareggio, ma questo non vuol dire un dato, è un dato importante, ma è relativo, perché quello che mi interessa è il reddito delle imprese, capire se le imprese turistiche hanno fatto reddito utili oppure no. Questo è il metro di misura, non sono più i dati delle arrivi delle presenze. Presente alla conferenza anche il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla, che mette in risalto come il turismo italiano abbia reagito meglio alla crisi rispetto ai nostri concorrenti europei. Ma sentiamo direttamente dal ministro alcuni dati sulla situazione del settore. I dati di consuntivo di questo 2009 direi che ci confortano su quanto sia giusta la direzione. Il turismo in Italia ha segnato solo un meno 4%. Che considerata la crisi internazionale anche dei mercati, per cui la diminuzione dell'incoming dei turisti stranieri, è un risultato assolutamente positivo e importante e che è ben diverso anche da quello dei nostri diretti competitor. Pensiamo alla Francia, che ha chiuso con un meno 14,5% lo scorso mese. Dati incoraggianti quindi, che fanno presagire il tanto sospirato segno più per il comparto turistico, che potrebbe anche arrivare in tempi brevi. Una ripresa che potrebbe essere anche più rapida in Veneto, grazie al gran lavoro svolto dagli imprenditori turistici della nostra regione, che con competenza e professionalità hanno saputo dare una risposta alla crisi. Il vicepresidente della Regione Veneto sottolinea proprio questo aspetto. Dobbiamo tenere presente che abbiamo dei grandi operatori, dei grandi imprenditori, dei grandi albergatori che sanno valorizzare il territorio, si sono messi in rete, questo ha portato i risultati di cui parliamo, però dobbiamo far sì che l'operatività dei nostri imprenditori, la promozione che facciamo a livello regionale e nazionale, la strategia di medio-lungo termine sia in linea esattamente con il Made in Italy che a livello italiano vogliamo fare nei paesi terzi.